Era nell'aria da tempo ed alla fine Silvio Cuffaro, sindaco di Raffadali e capo di gabinetto alla funzione pubblica, l'ha spuntata davvero. La giunta regionale lo ha nominato nuovo direttore generale del Dipartimento Finanze della Regione Siciliana, un incarico in quota Forza Italia importante e prestigioso per le dinamiche finanziarie dei prossimi 5 anni e la responsabilità nella gestione dei fondi del PNRR. Il suo curriculum è stato valutato positivamente dai membri della Giunta e sostenuto dal presidente della regione Musumeci. Ringrazio il governo della regione, ha commentato Cuffaro, fratello del governatore Totò, per la fiducia e la stima che sono state riposte in me. Nell'assumere tale incarico di elevata responsabilità assicuro il massimo impegno a garanzia delle aspettative. Lavorerò immediatamente affrontando le diverse criticità presenti nell'agenda contabile della regione, partendo dalle minori entrate per le quali occorre intraprendere un'efficace attività di riscossione. Primo banco di prova la nuova finanziaria ed il bilancio di previsione pronti per la loro discussione ed approvazione in aula, che appare ancora oggi divisa e combattuta sulle questioni che riguardano la riconferma di Musumeci e gli accordi sui capoluoghi siciliani Palermo e Messina. Il presidente dell'Ars ha convocato l'Aula per il 28 aprile per la manovra finanziaria e gli emendamenti da incardinare prima possibile dentro i tempi previsti dalle norme. Altro punto delicato è il rinnovo delle commissioni parlamentari che il presidente Micciche ha congelato. Le griglie sono quasi definite. Oggi il gruppo di Diventerà Bellissima ha confermato i propri deputati uscenti. Per Micciche ogni singola commissione potrebbe votare gli uffici di presenza già domani o dopodomani, ma non si esclude che la votazione possa avvenire martedì prossimo. Sentirò i capigruppo, ha detto Micciche. È arrivato adesso il tempo di votare, lo ha riferito ieri pomeriggio in aula.